fisico presente nell'Oasi Verde che ci accoglie al Bistrò Grand Central, locale che si è fatto mecenate della cultura mestrina e promuove eventi letterari ma anche musicali, artistici e di spettacolo in genere. E buon pomeriggio anche a chi ci segue in diretta streaming all'interno del gruppo Facebook Mestre Mia. Mestre Mia, che ricordiamo non è solo un'entità astratta ma è un'associazione culturale che nella nostra città promuove anch'essa eventi e manifestazioni di vario tipo. Quindi grazie Andrea, grazie Chico per essere come sempre qui con me e con noi e per il lavoro che fate anche per la nostra città. Proprio grazie a Mestre Mia che ho avuto il piacere di conoscere il giornalista Walter Esposito, che è anche scrittore, poeta e di cui stasera conosceremo meglio la sua opera. Benvenuto Walter, grazie di essere qui, grazie della tua disponibilità. Questa sera ci presenterà il suo ultimo libro, Il Capolinea, uscito alcuni mesi fa per i tipi della Club, un romanzo noir ambientato a Venezia, e per chi fosse interessato all'acquisto abbiamo delle copie disponibili grazie alla fornitura della libreria San Michele di Via Poeri a Mestre. Conosceremo meglio quindi Walter e la sua opera grazie anche e soprattutto alla disponibilità di Francesca Brandes, che è qui alla mia destra, che ringrazio per la sua disponibilità e per la professionalità e competenza con cui condurrà questo incontro. Quindi Francesca, io ti passerei subito la parola e augurerei un buon ascolto e buon pomeriggio a tutti. Noi ci risentiamo più tardi. Grazie infinite, è una bella occasione, è sempre una bella occasione ritrovarsi, vedo anche tante facce amiche e alcuni di questi era un po' che non vedevo. Vale assolutamente la pena perché ogni volta che ci si trova per una nuova pubblicazione di Walter si aprono mondi come giochi di scatole cinesi, uno dentro l'altro, e quando si tratta di un libro di narrativa, per quanto riguarda la poesia sono un po' faziosa perché ne abbiamo fatto uno anche assieme, allora diciamo preferiamo dedicarci alla narrativa. La narrativa di Walter è interessante, è appagante, è assolutamente intrigante, perché ha la capacità, questo giornalista, questo scrittore, di mescolare in modo estremamente interessante la vita reale e il sogno, la vita reale e le passioni, la vita reale e l'inventiva che si deve avere in un plot letterario, perché troppo spesso carta se ne scrive e se ne stampa troppa, diciamolo, assolutamente troppa. Ci sono troppi romanzetti fatti con la forma dell'instant book, ci sono troppe poesie che non sono poesie perché non ne hanno né il ritmo né la cadenza né l'intenzione né la struttura, che pure ci vuole. Ecco, in tutto questo Walter è una specie di eccezione, perché è capace, pur mantenendo uno stile sempre, sia in poesia che in prosa, estremamente corsivo, estremamente accattivante, di creare nella purezza assoluta di un verso sincopato oppure di una frase, con la zappa del giornalista, questo è indubbio, che tende a semplificare, un qualcosa, se dovessi paragonarlo, vedete, ad un qualche autore, sicuramente un po' a Cassola, un po' a Moravia e un po' ad Hemingway e un po' anche a tanti giallisti, abbastanza, sì, va bene, ma anche Rita, mi pare bella faccia. Mantieni varietà delle opinioni. Io penso, più vado avanti e più penso che sia più difficile scrivere come scrive lui che scrivere in un modo forbito ed elegante, perché lui è l'unico scrittore che è capace di iniziare un romanzo con una frase che potremmo dire nella vita comune: e adesso che cazzo scrivo? Esatto. Ecco.
questa è una cosa che attira sia il pubblico che la critica, perché è un modo di avvicinarsi alla prosa che fa parte della nostra vita e quindi è indispensabile e possibile essere assolutamente in contatto con quello che va a descrivere. E questo è uno dei primi punti di forza di questo autore, quello di saper mediare adeguatamente bene tra un'ottima cronaca sportiva ed un bel romanzo. Poi c'è tutta la questione dei plot letterari, della storia che viene narrata. L'avevamo già conosciuto nella trilogia, quella che è culminata in rosso. Avevamo già trovato un grande commissario di polizia che aveva questo nome un po' pericoloso, un po' fuorviante, però ha cominciato prima lui, si chiamava Renzi e quindi aveva un atteggiamento un po' così. Questo è un giornalista, ancora un giornalista, è ancora un giornalista che si trova suo malgrado nel centro di una storia di cronaca nera. Però ci sono diversi livelli a cui leggere questo libro. C'è sicuramente un livello che parla di Walter, che questo è un giornalista appena andato in pensione, con forse un attimo di blocco letterario, e che a tutti quanti può capitare, e nello stesso tempo però il convincimento che forse quella non è la strada giusta, perché c'è un istinto nel giornalista di vera zampa, c'è un istinto che ti dice qual è il pezzo, qual è la storia che veramente ti può colpire. E infatti per presentare questo libro, di cui non voglio raccontarvi esattamente la trama, perché sennò se ve lo comprate vi rovino assolutamente la lettura, che no, ma neanche moltissimo del resto, perché ci sono vari colpi di scena, però c'è da dire che si è mosso per presentarlo, ha fatto un'ottima prefazione, un grandissimo nella carta stampata, che è Edoardo Pittalis, il quale ha scritto una prefazione magistrale, sapendo esattamente toccare le corde giuste per Walter. Quindi il plot letterario sicuramente, il noir sicuramente, ma quello che ne viene fuori a tutto tondo sbalzato è una bellissima nota autobiografica e biografica tua, perché ci sono esattamente tutte le passioni che tu in qualche modo nella tua vita eserciti. Anche quella è un'arte, saper esercitare le passioni. Quindi è un libro dove si parla di cinema, e lui è un critico cinematografico di vaglia, anche piuttosto raffinato nelle scelte. Si parla di letteratura, ma un certo tipo di letteratura, di poesia, ma un certo tipo di poesia, di cucina, perché no, con descrizioni precise di come sono nati i tramezzini, questo lo possiamo dire, e di come si cucinano i risi e visi, unico elemento su cui ho qualcosa da ridire, perché io non lo cucino così e la ricetta dei miei avi non è esattamente la tua, ma ci potremmo discutere su questa cosa, assolutamente, assolutamente. È un libro che ci parla di storie di viaggio, perché attraverso questa persona che si muove con la sua compagna, va in luoghi, conosce luoghi, e non c'è un bignami, e non è una guida. Nello stesso tempo è come se fosse, io credo parecchio, una sceneggiatura assolutamente in fieri, pronta. Quindi io suggerisco, se a qualcuno viene voglia di contattare Netflix piuttosto che la Gaumont, oppure qualche altro produttore letterario, Segre, qualcun altro, di suggerire caldamente quest'opera più delle altre, perché è più organica. Sì, ma tu sei sempre un pessimista cronico. No, non sono pessimista. Sì, ma sì, assolutamente. Pessimista cronico, un po' pigro, poco conscio del tuo valore, poco conscio del tuo valore, non eccessivamente ambizioso nel senso più smaccato e tristanzuolo del termine, se no non sarei qui. Se tu fossi un tristanzuolo in rivista lascerei proprio perdere. Quindi, siccome oltretutto siamo pure amici, diciamo che mi permetto di essere sincera con lui. Siamo pure amici. Mi permetto di essere abbastanza sincera con lui. Comunque è un libro assolutamente che racconta la storia di questo Giorgio Angeli, che vive in un posto meraviglioso a Venezia, assolutamente privilegiato. Questo sta in Campo Santo Stefano e ha una vista dalla finestra non soltanto sul cagalibri di Campo San Stefano, ma anche sulle belle donne che stanno nella casa di fronte, che fanno cose un po' bizzarre, che sono belle,
per la prima volta abbiamo una descrizione precisa anche di come vanno esattamente vestite. Ce n'era già stata in rosso un piccolo assaggio su una certa camicetta e un certo paio di braghe di una delle protagoniste, però qui è insistita la cosa, per cui abbiamo esattamente le marche che vengono utilizzate, abbiamo esattamente come si vestono sia la compagna che quest'altra donna misteriosa che intriga moltissimo, con uno spirito da assoluto voyeur, questo Giorgio Angeli, un po' come dalla finestra di cortile. Infatti questo testo è una citazione continua di bellissimi film che sono nella memoria, nella storia, nella fantasia, nel cuore di Walter Esposito. Molto spesso andiamo dentro e fuori dal personaggio e per certe cose si sa dove comincia Walter e dove finisce Giorgio, per altre molto meno, molto meno. Tutto sommato, a suo modo, questo giornalista è un gentiluomo, è una persona per bene, non approfitta delle situazioni in cui si viene a trovare e ne viene fuori un romanzo assolutamente incredibile, perché la storia che viene a svilupparsi è una storia che ha anche un fondo velato di un fatto di cronaca che è successo in parte. Franco Pattanoli con noi, è venuto ad omaggiarti pure lui, ed è un fatto di cronaca che è successo molti anni fa a Venezia, per certi versi. Ci sono tante storie, una dentro l'altra, che Walter può conoscere come cronista, innanzitutto, ma anche come una storia di famiglia. In fondo il suo papà si occupava e lavorava in polizia. Questo romanzo è tanti romanzi uno dentro l'altro, come dicevo, un gioco di scatole cinesi. C'è anche da un punto di vista biografico, e appartiene più all'autore di quanto non appartenga al protagonista, una grande struggente nostalgia, una fatica, un blocco che si trasforma in un omaggio profondo a quelle che sono le radici, la mamma di Walter, il mondo, le ragioni per cui non è riuscito fino ad un certo punto a tradurre il suo romanzo, creando poi una sorta di meta-romanzo dentro un'altra scatola, per questo dico. In tutto questo, ciò che sblocca veramente Deus ex machina, ciò che sblocca veramente gli eventi in un'opera come questa, è essenzialmente il fattore sentimentale, sempre e comunque. La ragione per cui il giornalista decide poi di finire o comunque di realizzare la storia che aveva lasciato per ragioni personali molto tristi, incartata in qualche modo a metà, sono le stesse che per molto tempo hanno fatto sì che Walter abbia scritto d'altro e non di questo. Quindi io sono particolarmente affezionata a questo libro per tutto quello che c'è stato prima che lui si decidesse velocissimo, perché è stato poi velocissimo, a via via concretizzarlo in un libro. È la storia di come è nato questo libro che mi intriga ancora più del libro stesso. Su questo vorrei che anche Walter intervenisse. So che è un tasto delicato, però tu puoi metterlo in modo leggero, poi casomai mi arrangio io. Grazie Francesca, grazie a tutti voi che avete sfidato questo caldo incredibile. Oggi è il primo giorno d'estate e per fortuna abbiamo il caldo, abbiamo affrontato. Un grazie particolare a Silvia Scagnetto che mi ha voluto in questo Literary Festival, e grazie ovviamente al locale, al Gran Centrale, e grazie a te Francesca anche per quello che hai detto. Allora, come hai letto tu, e adesso lo leggo anch'io appunto, come nasce questo romanzo? Questo romanzo appunto nasce così: e adesso che cazzo scrivo? Ma perché questo? Perché quando è venuta a mancare mia madre io ho avuto un blocco proprio incredibile, cioè sono passati 12 anni, questo libro è uscito l'anno scorso, quindi 11 anni. In questi 11 anni però cosa fa? Non potevo stare senza scrivere, perché scrivere per me non è una cosa fondamentale. Come ho detto tante volte, scrivere non mi dà da vivere,
ma scrivere mi fa vivere, mi fa respirare, mi fa viaggiare, perché scrivere è un po' come viaggiare, quindi ho bisogno di scrivere, ho bisogno di pensare. Allora in questi 11 anni ho scritto 4 o 5 raccolte di poesia con la casa editrice Biblio di Milano e con la casa editrice Cleup. Una di queste, tra l'altro, l'ho scritta a 4 mani assieme a Francesca e si intitolava Evviva. Quindi sono passati 11 anni, ho avuto questo blocco, poi così all'improvviso mia madre in sogno mi ha detto: ma perché non scrivi? Perché non scrivi più? Io lì per lì sono rimasto perplesso, perché ho detto non scrivo, non è vero, a parte giornalista, a parte scrivere per la Nuova Venezia, per la Gazzetta, per altri giornali, ma ho scritto appunto raccolte di poesia, quindi scrivo. Probabilmente quel messaggio di mia madre era improntato su questo fatto, di portare avanti questo romanzo che era rimasto fermo nel cassetto perché le prime 12 pagine erano state scritte. Quando avevo finito Rosso nel 2000 era iniziato il romanzo. Però quando ho deciso, mia madre mi ha dato questo input, ho acceso il computer e appunto mi è venuto in mente: sì, ma cosa scrivo adesso? Perché non mi andava di portare avanti quelle 11 pagine, perché quelle 11 pagine mi avrebbero collegato a un brutto... Allora cosa ho fatto? Non le ho cancellate quelle 11 pagine, ci sono, chi avrà modo di leggere il libro intuirà, perché si capisce quali sono quelle pagine, sono a metà del libro e chiaramente il romanzo a un certo punto, come ha detto Francesca, diventa come una sorta, un altro romanzo, ce ne sono 2, e ho cambiato completamente il libro. Ho dovuto inventare questo personaggio, poi c'è chi dice che può assomigliarmi, mi assomiglia, non mi assomiglia, questo non ha importanza. È un giornalista che ha il pallino dell'investigazione, questo forse legato magari a papà. Fatto sta che questo giornalista è in crisi per questo motivo, è in crisi e decide di non scrivere quel romanzo, poi tornerà sui suoi passi, troverà questo famoso questore, però alla fine lui andrà in crisi, diciamo in cricca con l'editore, come tanti di noi che scrivono, che con gli editori hai sempre qualcosa da ridire, e alla fine, che non ve la racconto ovviamente, alla fine cambia tutto, perché andando avanti, poi ci ho impiegato, sì, infatti il libro non è un libro di 2000 pagine, è un libro di 120 pagine, che però sono passati 11 anni, sono rimasto fermo. Poi per scriverlo ci ho impiegato 3 mesi, perché avevo tutto in testa, a parte il finale, che il finale quello l'ho deciso proprio l'ultimo giorno, l'avevo scritto, poi l'ho cambiato perché non mi piaceva, e quindi ecco com'è nato questo romanzo. Sì, posso confermarvi che è stato esattamente così. Poi è stato preso dal fuoco sacro, ci hai messo meno di 3 mesi. Non mi ricordo. Alla fine io continuavo a dirgli: ma rallenta per favore, perché poi lui poi scriveva. Allora poi ti dà questi brogliacci, no? Questa cosa che è quasi uno stream of consciousness, no? Un flusso di coscienza. In qualche modo poi la povera Andrina Barbos di Cleup ha avuto la pazienza assoluta, sì, è stata grande, pazienza assoluta di prendere pezzo per pezzo e dare ordine a questi romanzi incastrati uno dentro l'altro, sì, assolutamente sì. Il finale non va rivelato, no. Possiamo vagamente rivelare la storia. Dipende tutto da questa visione fuori dalla finestra che improvvisamente questo Giorgio Angeli ha di una gran bella donna che si aggira nella casa di fronte. E sicuramente lui ha una compagna, ha una vita, non si è voluto sposare, ma contemporaneamente ha, diciamo, degli affetti stabili, ha una sua vita anche abbastanza rutinaria, per cui fa sempre la passeggiata, arriva fino al ponte dell'Accademia, va a comprarsi regolarmente il giornale, dall'edicolante, che poi è assolutamente vero, gioca a scacchi con i turisti, assolutamente sì, posso garantirvelo, è capitato molte volte anche a me. E il percorso è molto simile a quello che faceva Walter quando andava a lavorare ancora. È un pochino di nostalgia, di la verità, un pochino di nostalgia c'è in quella visione del ponte dell'Accademia, da cui, ecco, al di là delle rogne del lavoro, però c'erano anche delle... C'è nostalgia per quello. Ecco, penso assolutamente sì.
Quindi è un personaggio anche con una sua routine, è un personaggio, diciamo, appena andato in pensione, quindi non eccessivamente anziano, con una compagna molto in gamba, molto simpatica, anche abbastanza ironica, che ha una libreria da quelle parti, tutto lì intorno, tutta la zona più chic di Venezia, dall'Accademia a Santo Stefano a Campo San Maurizio, proprio zone alte, assolutamente, e ha un ristorante dove va regolarmente a mangiare, dove ordina sempre 2 uova all'occhio, assolutamente, come gliele faceva sua mamma, e devono essere fatte a regola d'arte. Ogni tanto va su un risottino, persona con delle abitudini abbastanza serene e tranquille, però è una persona, a mio parere, carica di un rovello interno, di una melanconia che non lo divora, no, lo accompagna, direi, nella sua vita. È come se fosse una costante, e nella sua vita c'è questo filo di tristezza di sottofondo, come una nebbia sottile, no? E che però è abitata da tante passioni, da tanti gusti, da tante intenzioni, da tante curiosità. E per un attimo questa visione, e mi ricordo benissimo quando tu mi telefonasti dicendo c'è una fuori dalla finestra di angeli, e io ho detto: ma cosa stai dicendo? Cioè allora è completamente partito in un'altra dimensione e stava lavorando su questo. Da lì si dipana una storia noir con dei colpi di scena eccezionali e favolosi, che coinvolgono la storia, anche la storia politica della città, seppure Giorgio Angeli, esattamente come Walter, se ne tenga una debita distanza, però osserva, vede, sa quali sono le persone di cui fidarsi e quelle di cui no, sa esattamente che comunque quel personaggio che ha il cane preferito di Walter, che non ho mai capito, ma comunque cosa sono i bulldog francesi, che sono quei cagnetti che hanno quel respiro molto pesante, che trotterellano in giro per Venezia, così lui ha passione per questo cane, e io padrona di una bastardona assolutamente mista, altrettanto bella, ma comunque questa ovviamente è la fanciulla dall'altra parte della finestra, ha un bulldog francese ed è molto chic, ma nello stesso tempo ha una vita strana, ha delle abitudini anche personali, mettiamola così, piuttosto strane e bizzarre, che intrigano Giorgio Angeli, il quale si aggira tra la presenza di una compagna molto molto in gamba, simpatica, ironica, che cerca continuamente di farsi sposare da lui, ogni tanto gli infila la domandina: ma quando è che, ma sono tanti anni che stanno assieme, gli infila la domandina, e lui cerca sempre di sgusciare, no? In qualche modo, per una paura maschile atavica che si sa riprodursi regolarmente negli uomini anche più accasati, da questo punto di vista. Comunque sia, la storia è la storia di questo strano incontro e di una tragedia che ci gira intorno. La storia di rapporti umani che si avvitano l'uno sull'altro, creando degli itinerari che sono assolutamente innanzitutto dei meravigliosi itinerari veneziani, perché la Venezia raccontata da Walter è la Venezia delle 7 del mattino, c'è pochissima gente in giro, che è la sua, quella quando faceva la passeggiata a piedi per andare a lavorare in piazza San Marco, quindi una Venezia semideserta, in cui le persone si conoscono un po' tutte, in cui si può fermarsi ed essere serviti subito al tavolo di un ristorante. È una Venezia ideale ed è contemporaneamente la storia delle passioni del nostro Giorgio, soprattutto il cinema, ed è la storia anche di imprevisti assolutamente casuali e di altri luoghi, e poi anche la passione sportiva, la passione calcistica. C'è un capitolo meraviglioso dedicato ad una partita di calcio a cui il nostro protagonista va con la compagna, ed è lì un'esplosione, cioè tutti gli stili in qualche modo vengono recuperati, amalgamati e fusi molto bene nello stesso itinerario narrativo. Quindi c'è tutto, dalla cucina al cinema, allo sport naturalmente, con rievocazioni. Improvvisamente ci sono dei break, come se si aprisse un sipario. Nella testa del nostro protagonista cominciano ad abitarsi immagini relativamente alle sue passioni, ma la cosa non disturba per niente,
per questo che dico che è una continua, c'è un continuo rimando dentro-fuori, che è esattamente il modo di comportarsi di Walter più delle volte, che funzioni esattamente così. Quindi è un libro, a mio parere, di un'assoluta sincerità nei sentimenti, sì, assolutamente, più forse anche degli altri, nei quali tentavi di mascherarti un po' di più, secondo il mio parere, per quel che posso averli letti. Ti mascheravi cercando di costruire un personaggio che fosse in qualche modo altro da te. Invece qui lasci la briglia proprio sciolta, entrando e uscendo contemporaneamente dalla tua modalità di essere. Quindi questo è importante. Poi il tipo di letteratura assolutamente sincopata che utilizzi, da un punto di vista proprio tecnico, delle frasi, ha dato molto da fare ad Andreina Barbius, assolutamente. Questo lo so perché me lo ha confidato dicendo che mi sono messa le mani nei capelli e poi è successa una cosa strana, mi ha raccontato. C'è un certo momento in cui improvvisamente, brontolando, arrabbiandomi per questa punteggiatura che non mi ritornava, io sono una furlana molto precisa, così, alla fine mi sono fatta prendere dal ritmo. Ed è esattamente quello che, per esempio, un docente universitario come Alessandro Scarsella ha trovato nella lirica di Walter, cioè la presenza di un ritmo improvvisativo, sincopato, preciso, che lo avvicina moltissimo a quello che può essere una musica improvvisativa jazz. E questo è anche un altro degli elementi di lettura di quest'opera. Quindi ci sono tanti spunti, soprattutto per gli amici, per quelli che ti conoscono già, cui si possono attaccare per costruire la loro storia. È un libro aperto, diciamo che è un libro aperto, è un libro multiverso, è un libro che sarebbe ottimo proporre per una versione cinematografica, potrebbe essere una serie. Sì, me l'hanno detto in tanti. Certamente. Perché sei noioso. Non trovi il canale. No, se tu fossi più arrivista lo troveresti. E che poi posso dire, questo suo essere affidarsi nelle mani di Dio, tutto sommato, è una delle grandi qualità tue, altrimenti non saresti simpatico. Allora adesso cosa posso dire? Allora una cosa fondamentale che prendendo spunto da quello che ha detto l'altra sera il professor Paolo Crepè, Antoniolo parlava della felicità, no? La felicità è una cosa forse quasi irraggiungibile, oppure è una cosa che deve durare un attimo, una cosa... Ecco, per me la felicità è di essere qui questa sera per parlare appunto di questo libro che mi ha dato felicità, perché io probabilmente avevo perso quasi proprio la certezza, la forza di scriverla, invece alla fine sono arrivato a portarlo a termine, quindi questo mi ha dato felicità. Poi entrare in tutto il racconto hai parlato giustamente del fatto della finestra, anche quello mi sono collegato sicuramente alla finestra sul cortile di Iceco, cambiando però ovviamente, quindi ogni tanto scrivevo qualcosa però sapevo che dovevo cambiarla, quindi il personaggio principale, Giorgio Angeli, è nato quasi subito, gli altri sono arrivati piano piano. Lo stesso quando tu hai accennato il fatto che c'è anche un aspetto politico della cosa, quel personaggio che si candida, no? Si candida per diventare sindaco, è nato in corsa, è un personaggio che all'inizio non ci doveva essere, poi detto no, però ci può stare, perché rompe un attimo quello che è proprio il racconto, rompe l'aspetto, se vogliamo, sentimentale, l'aspetto noir, e quindi entra in scena all'improvviso. Poi sai, quando scrivi romanzi noir o gialli, che poi sono due cose completamente diverse, non completamente, sono diverse. È chiaro che quando mi domandano ma qual è, magari forse, ripeto, sempre facendo capo, guarda quello che ha detto Crepè l'altra sera, quando diceva io sono un basagliano, e Basaglia gli ha detto no, ha detto tu devi essere te stesso. Ecco, è come se io mi alzassi e dicessi io sono un simenoniano, sono un camilleriano. No, io chiaramente come tanti ho letto Simenon, ho letto Camilleri, però poi alla fine se uno mi dovesse domandare qual è lo scrittore
noir che preferisci, io ti rispondo che è Jean-Claude Izzot, che l'ho anche citato, perché Izzot, chi non ha letto, io spingo a leggere. Izzot purtroppo è morto relativamente giovane, all'età di 55 anni, con un cancro ai polmoni perché si fumava 50 sigarette al giorno. Ha scritto in tutto 6 romanzi, però i romanzi di Izzot, soprattutto i primi 3 ispirati alla figura dell'ispettore Montale, sono qualcosa di bellissimo, qualcosa di strepitosamente bello. Però non è che posso dire io, no, li ho letti e li ho immagazzinati, però cerco sempre di prendere le distanze da questi grandi scrittori, perché oltretutto non ci può, è difficile poter arrivarci, sia quelli che hanno scritto poco che quelli che hanno scritto tanto, come Simenon, perché Simenon, ricordiamoci che ha scritto più di 100 romanzi, ne scrive anche 3 all'anno, qualcosa di impressionante. Ecco, quello che posso dirti, ti dico io, cioè, sono arrivato a finire questo libro e per me è un punto di, ha rappresentato la felicità, questo sono pienamente convinto. Poi può piacere o non piacere, questo non sta a me dirlo, ma sta a chi lo leggerà o quant'altro, insomma, ecco. 2 cose. Allora, dobbiamo appuntare la nostra attenzione anche sul metaromanzo interrotto, perché anche su quello è una storia bellissima, è una storia tenera, è una storia di una vita in qualche modo spezzata da un momento tragico giovanile che ha condizionato pesantemente e che poi in qualche modo viene riagganciata a tutto il resto, ma comunque c'è uno stimolo letterario che fa sì che la scrittura sincopatta del resto del libro si trasformi in un ritmo elegiaco, assolutamente di una tranquillità e di una è una storia terrena, è una storia reale, cioè non è una storia che potrebbe esistere. Ascoltate, cambia veramente lo stile ed è lo stesso autore, non sappiamo che è lo stesso autore, è lo stesso autore in 2 momenti diversi della propria vita. Bravo. Ma si sente tanto, vuol dire che c'è stato uno scatto in qualche tipo che a mio parere è stato rappresentato dai testi poetici che hanno influenzato anche i testi letterari successivi. Cioè per quello che ho detto che chi lo leggerà si renderà conto quali erano le pagine scritte 11 o 12 anni fa, le pagine scritte adesso, perché sono scritte in maniera diversa. Allora, posso leggermi qualche riga? Il finestrino di un treno, in certi casi, in certe situazioni, assume l'aspetto di un televisore, uno schermo del quale non si sanno i pollici esatti e dal quale non arrivano voci, non arrivano suoni, ma soltanto immagini a colori che possono variare da un momento all'altro, come se, pur privi di telecomando, il programma potesse cambiare da solo. Tutto dipende dal paesaggio esterno e soprattutto da quello che ognuno di noi vuole vedere o intende vedere e immaginare col proprio pensiero. Può apparire il mare, possono apparire le montagne, la campagna, vecchi ruderi o nuovi edifici, autostrade, gente in bicicletta, contadini che lavorano ancora la terra, però restano e sono solo immagini prive di suono. Ecco, vedete, inserire un ritmo come questo, che se dovessimo definirlo in una struttura musicale sinfonica sarebbe un andante, non appartiene assolutamente al resto del testo, che invece è un allegro moderato oppure addirittura un allegro deciso. Ecco, per cui dico, questo è un elemento fondamentale. L'altro elemento fondamentale su cui dobbiamo assolutamente attirare la nostra attenzione è sulla dimensione onirica di questo libro, che pure è molto forte, è molto cospicua, ed è la storia del sogno, con cui anche Angeli fa un sogno, e fa un sogno che per alcuni versi, soprattutto nello sviluppo, poi in quello che poi succede dopo il sogno, cioè la modificazione di un pensiero e quindi un'azione da parte del protagonista, è molto simile a tutto quello che vi ha raccontato Walter. Ma questo sogno, così come è sviluppato, pensa e ha ancora in sé un altro stile letterario, un'altra modalità di intendere la cosa, assolutamente onirico, di uno spessore diverso, con pause, ritmi e modalità completamente diverse. Quindi vi rendete conto, all'interno di 100 pagine, che cosa è riuscito, inconsapevolmente secondo me, perché non c'era un'intenzionalità,
E questa è la cosa più bella di solito in Walter Esposito, che non c'è un'intenzionalità nella modalità. Esatto, esatto. È come se fosse in trance da un certo punto di vista. Ti chiedo un'altra cosa, finale, poi ti lascio in pace. Io avrei bisogno che tu mi spiegassi e spiegassi al nostro pubblico Credo che non si sia capito. Allora, penso che tutti quanti vorremmo sapere la ragione, la modalità, non che ci racconti che cosa significa, ma da dove è partito questo titolo, che è un titolo strano per un libro di questo genere che ha uno sviluppo completamente diverso. Allora, il titolo appunto Il capolinea. Ecco, il capolinea uno può pensare ma è arrivato alla fine, quindi sicuramente finale magari tragico, invece no, perché capolinea può essere, come ha scritto benissimo nella prefazione Edoardo Pittalis, come un tram che arriva anche pronto a ripartire, quindi c'è anche una ripartenza, no? Però poi ripensandoci bene, il capolinea è anche questo. Io 3 anni fa, in pieno periodo di pandemia, appunto ho scritto questa raccolta di poesie che si intitola Evviva assieme a Francesca. Abbiamo fatto questa cosa e in questa raccolta c'era questa poesia che fa così: il capolinea è una stazione senza binari, il capolinea è l'ultimo petalo di un tulipano senza petali, il capolinea è l'ultimo bicchiere di vino rosso bevuto in un'osteria senza host. Il capolinea è l'ultimo tramonto senza il sole. Il capolinea è l'ultimo romanzo senza titolo. Il capolinea è l'ultimo minuto di un giorno senza ore. Il capolinea è l'ultimo bacio senza le tue labbra. Questo è anche il capolinea. Diamo voce anche al pubblico, cosa dici? Se qualcuno di voi ha domande da fare all'autore, cose che magari vi possiamo raccontare. Vogliono leggerlo prima, mi pare evidente. No, volevo appunto chiedere anch'io se c'erano delle domande da parte del pubblico o la presentazione è stata esauriente e non ha lasciato spunti o curiosità da approfondire. Domandiamo una cosa, Andrea, domandacela tu. Una domanda semplice. Questo genere, diciamo, ti ha aperto nuovi orizzonti per il futuro? Hai intenzione di continuare su questo filone oppure no? Giustamente, se c'è qualcosa che bolle in pentola, ce lo fai sapere. Guarda, in pentola, come avevamo avuto modo di dire tempo fa Francesca, più che in pentola, diciamo nella mia pentola, perché la mia pentola è questa, bolle sempre qualcosa. Quindi io dico sempre non voglio più scrivere, non mi va più di scrivere, non volevo neanche più fare il giornalista, invece poi Edoardo Pittalis mi ha chiesto se potevo collaborare con il suo giornale, quindi non ho potuto dire di no e quindi scrivo sempre. Staccarmi dalla scrittura è molto difficile, quindi in pentola sì, bolle qualcosa. C'è una raccolta di poesie che ho iniziato, ma andremo a finire sicuramente nel 2024. Per quanto riguarda il romanzo, siccome un po' la casa editrice, un po' anche chi l'ha letto, mi ha detto però adesso non ci puoi lasciare così, devi andare avanti, e quindi ho in testa qualcosa. Diciamo che ho un incipit già lì pronto, ho anche il titolo, che però ovviamente non vi dico, il titolo che mi piace, e quindi qualcosa in pentola c'è, anche perché poi quando ti fai prendere dalla scrittura, guarda, è difficile, ma come tutte credo le forme d'arte, sei come la pittura, lì in fondo c'è un grande artista che saluto, Carlo Bellemo. Ciao Carlo, grazie di essere qui, è uno degli artisti migliori della nostra città,
assolutamente non fare il modesto. E quindi quando ti fai prendere dalle cose artistiche in generale, la musica, penso è difficile poi dire basta, non faccio più niente, quindi a meno che non capiti qualcosa di grave, di molto grave, allora uno si ferma e non scrive più. Comunque sì. Ti chiedo io che, anche se non sembra, sono una sportiva, la forma mentis dello sportivo, quello che ti dà lo sport, può in qualche modo averti aiutato anche nella scrittura, nella disciplina, a superare certi blocchi che avevi? Sì, beh, guarda, lo sport io ce l'ho in testa a 360 gradi, anche se sono stato, diciamo, come atleta abbastanza scarso, cioè non sono stato un grande, ho giocato a calcio, ho giocato a ping pong, ho giocato a tennis, forse a tennis magari me la cavicchiavo, sciato, però non sono stato mai un agonista, a differenza di quel signore che è seduto lì, che lui è stato un grande calciatore, adesso è campione italiano di subbuteo, tra l'altro, Edoardo Bellotto, diciamolo, campione italiano, ha partecipato anche ai mondiali, ha giocato contro l'Inghilterra, quindi lui sta zitto, ma lui è stato un grande campione. E quindi lo sport mi è servito molto e mi è servito anche per iniziare a scrivere, perché io ho iniziato scrivendo la storia Gruppo Atletico Coin, i 50 anni della storia della Coin, l'ho scritto io, e ho scritto anche il libro Quel giorno ad Anversa, storia di tutto lo sport veneziano dal 1900 al 1960, è un volume di oltre 300 pagine, quindi la mia scrittura parte proprio dallo sport e quindi mi è servito senz'altro. E nei miei romanzi, come diceva lei prima, c'è una partita di calcio, anche, quindi qualcosa c'è sempre. Bene, mi ha fatto piacere questa tua dichiarazione, questo contributo, e mi fa piacere anche aver scoperto che stasera il parterre è molto ricco sia di artisti e di sportivi, perché anche come abbiamo ricordato prima, Grand Central è proprio un locale che a Mestre propone attività artistiche a tutto tondo e quindi fa piacere sapere che ci siano queste persone nel pubblico. Se nel frattempo non è venuta in mente qualche altra domanda, ci avviamo quindi verso i saluti finali. Ti ringrazio Walter di essere stato qui con noi, grazie Francesca, veramente una bella presentazione, grazie mille, anche perché ci hai dato così un quadro di Walter molto particolare, hai penso anche colto i tratti salienti del suo libro e credo che abbia scatenato in molti la curiosità di leggerlo. Vi ricordo che le copie sono disponibili per chi fosse interessato all'acquisto e vi do appuntamento a mercoledì prossimo. Avremo Mario Coglitore in dialogo con Vittorio Pierobon e Mario ci presenterà il suo libro Viaggi coloniali, un libro di qualche anno fa che verrà ripresentato mercoledì perché appunto con la pandemia di mezzo purtroppo tanti libri non sono riusciti ad avere lo spazio che avrebbero dovuto. Quindi grazie a tutti, vi aspetto mercoledì, sarà l'ultimo appuntamento di questa prima parte dell'edizione estiva del festival. Grazie a tutti, anche a chi ci segue da casa, arrivederci a mercoledì prossimo.